E domenica 9 marzo, dopo la sosta, torna in campo la Russo Sebastiano Calcio, ospite del Santa Venerina per uno scontro diretto infuocato in zona bassa. Padroni di casa reduci da 3 sconfitte consecutive, ma che con una vittoria metterebbero a posto il loro cammino. RSC che deve assolutamente vincere per provare ad uscire dalle sabbie mobili. È la giornata numero 22 di campionato, stadio Vincenzo Grasso di Santa Venerina, biancazzurri in campo col 4-3-3. E allora Serafino in porta, difesa a 4 con Moschella e Cerra sugli esterni, Capitan Parise e Dadone i 2 centrali. In mediana Tomarco in cabina di regia con Marino e Musarra a supporto, in avanti Orofino e Marraffino ai lati dell'unica punta Fisichella. Così in campo gli uomini di mister Saverio Rapisarda che partono benissimo. Minuto 3, prima chance con Marino che riceve sulla sinistra, cross tagliato per Marraffino a centro area che di testa sfiora il secondo palo. Poco dopo altra occasione per i ripostesi, Fisichella viene innescato in profondità sulla destra, doppio sombrero a Foti e tiro cross sul secondo palo, Marraffino arma il sinistro al volo di Marino, Boallegue dice di no. Tocca allora al Santa Venerina rispondere, lo fa con le sue frecce, De Carlo riceve in piena area, stop e tiro ad incrociare che fa la barba al palo. Tocca ancora ai padroni di casa attaccare, Palazzolo su punizione, Serafino risponde presente con un paratone, non può però nulla. 2 minuti più tardi, al 24esimo, Palazzolo pesca lo stacco a centro area di Borzì che prende l'ascensore, la mette all'angolino e fa 1-0. La sblocca il Santa Venerina col gol dell'ex ancora Orazio Borzì come in Coppa Italia. Finisce la RSC. Trova allora la reazione la formazione ripostese, Musarra tra le linee, serve Marraffino che va col destro a giro, vicinissimo all'1-1 allo scadere. Termina così il primo tempo e 1-0 al riposo, ma RSC in 10 uomini per l'espulsione di Marino nel finale. Nella ripresa la prima chance e con Musarra bravo a spaccare le linee, sterzata al limite, tiro mancino, blocca Boallegue. Dall'altra parte ancora chance per Palazzolo su punizione, scavalca la barriera, parata mostruosa di Serafino che stoppa. Qui ingenuità clamorosa poco dopo in costruzione, Borzì si invola, calcia a botta sicura, un muro, il numero 1 biancazzurro, ma vuole chiuderla il Santa Venerina, De Carlo entra in area, serve sempre Borzì, tutto solo dall'altra parte che a porta vuota si divora incredibilmente il colpo del KO. Poco dopo altra chance con De Carlo, una furia palla al piede, sterzata e tiro a giro, sfera di poco fuori. Arriviamo dunque al 95esimo, Guerra tutto solo a sinistra, punta l'avversario, lo salta secco, entra in area, tiro sul secondo palo che per poco non gela lo stadio. Ma si spengono qui le ultime speranze della RSC, sarà infatti questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al Vincenzo Grasso di Santa Venerina, cade la RSC che tornerà in campo dopo il riposo contro il Santa Domenica di Vittoria.